Va ora in onda Potere al Popolo. Tu scherza, potere al povero. Sì, scherza. Quando avremo un partito islamico che ci comanderà, mi verrai a bussare dicendo: caro Varin, avevi proprio ragionin, caro Varin. Buongiorno, 6 minuti dopo le 11 del mattino, si ride e si scherza. No, sono assolutamente serio, certo. Mi rifacevo alle vostre meditazioni, ai vostri WhatsApp al 340 6709 659. Lo sapete, a Monfalcone si vota il 13 e 14 di aprile e si vota anche a Pordenone. E c'è un'aria davvero di partito islamico. È chiaro, sono stati allevati dai piddini questi e adesso si candidano portando avanti la Sharia. Speriamo che la gente voti bene, perché se dovessero avere successo da quelle parti, è chiaro che poi si parte, anche se non avranno successo, si partirà in altre zone d'Italia. Il buon mattino ancora una volta, certamente tra poco ci dedichiamo ai vostri WhatsApp al 340 6709 659. Diamo un'occhiata alle agenzie, l'apertura dell'ANSA è su Santanchè che ha cambiato un suo legale, istanza per il rinvio dell'udienza nel procedimento per la truffa aggravata ai danni dell'INPS, ma poi anche la terribile strage sul lavoro, 3 morti sul lavoro in poche ore. L'operaio più giovane aveva compiuto ieri 22 anni. Si prosegue con i negoziatori russi che torneranno a Mosca in serata, non è trapelato ancora nulla, e il messaggio di Mattarella: grave fenomeno del sovraffollamento delle carceri. Naturalmente gli auguri a Mina per i suoi 85 anni. Ma non è di questo che parleremo, perché tra pochissimo invece ci colleghiamo con un regista di corti, di cortometraggi, si chiama Federico Calabrese, ci farà vedere, sbirciare il suo ultimo film, quindi se avete un televisore sotto mano, canale 252 del televisore, sui social, sul sito radiolibertà.net, ma prima, signori, tenetevi forte perché è uscito il nuovo album dei Folkstone.
Ti ha fatto passare il sonno, Francesco? Diceva, ma c'è un po' di sonno stamattina. Signori, uscito il nuovo album dei Folkstone, scritto Folk K Stone, Folkstone. Alabastro è la canzone che abbiamo appena sentito, esplosivo, esplosivo anche il video, dovete assolutamente sbirciarlo su YouTube. Seguiamo i Folkstone dall'inizio, dal 2008, questa band bergamasca che unisce elementi provenienti dalla tradizione folk alle sonorità rock, metal. Appena uscito il nuovo album e le date del tour 2025 che parte proprio questo weekend, 28, 29, 30 marzo al Legend di Milano, qui proprio davanti alla nostra radio. Se siete amanti di questo genere non dovete assolutamente mancare, ragazzi, tutta l'esperienza, la tradizione dei Folkstone, 28, 29, 30 marzo al Legend di Milano. Wow! Con il buon mattino rinnovato, 11 e 13, sì, restiamo in qualche cosa che vi stupisce, vi sbalordisce, che non vi aspettate già. Abbiamo conosciuto tempo fa un regista di cortometraggi che ci stupisce ogni volta con un film diverso che non ti aspetti, e questa volta, ragazzi, si è veramente stagliato anche dalla consuetudine dei film che piacciono a lui. Fallo salutare. Abbiamo con noi Federico Calabrese. Ciao! Ciao grande Sammy, Come stai? Bene, bene, bene. Allora, qui siamo collegati con la Sicilia? Sì, Dove sei? io sono di Catania. Ok, quindi non sei in tournée da qualche parte, eccetera, a No. presentare. Sei tranquillo, anche perché tu sei molto legato alla tua terra, e anche dal punto di vista lavorativo, ti piace produrre cose genuine, territoriali, basandoti proprio sul tuo territorio. E qui, Federico, qua cioè, ci presenti un film che ci lascia veramente a bocca aperta. Prima di tutto, chiaramente, se vi piace il genere cortometraggi, corti, cioè quindi non dovete stare un'ora e mezza a guardarti un film, eccetera, bastano pochi minuti, una cosa veloce che però è tutta da comprendere, da capire e che ti lascia qualche cosa dentro. Basta scrivere su YouTube, ad esempio, Federico Calabrese, e salta fuori il mondo di questo regista siciliano che con questo film si è staccato dal consueto, quello che piace a lui, la fantascienza, l'horror, per portarci dove? E intanto chi ha un televisore sotto mano, guardate sul canale 252 oppure sul sito radiolibertà.net, perché sto proiettando il suo ultimo film che si chiama Mr. Fun. Federico, raccontaci. Sì, riguardo il canale è Federico Calabrese Director su YouTube. Chi mi vuole cercare apparirà il logo del Fede Director Studios, che è questa mia produzione, e il corto, si è detto bene, io sono legato tantissimo alla mia terra, giro lavorativamente parlando qui, però il corto è in concorso al festival, al Vespertilio Awards, che è il primo festival del cinema di genere, diciamo. E il corto è un genere, detto bene, mi sono staccato da quello che è l'horror, la fantascienza, ho toccato diciamo il grottesco, perché il corto appunto fa parte del genere grottesco, ed è la storia di un capitano a cui è affondata la nave e di un fan, appunto Mr. Fan. Questo fan è squilibrato, affascinato da questa tragedia, che lo perseguita, diventa quasi un idolo questo capitano per questo fan. E ovviamente il contesto è molto drammatico. Infatti avevo detto in passato che il mio nuovo film sarebbe stato un film drammatico, una storia drammatica, ma in realtà poi ha preso dei risvolti, diciamo, grotteschi, appartiene al genere grottesco. E questo film è proprio, hai detto bene, inconsueto, è diverso da tutti i film che ho fatto, quasi quasi non sembra neanche un mio film, mi ha stupito anche a me, perché ho toccato appunto una tematica che finora non avevo mai toccato. Poi il film, per chi l'ha visto o chi lo vedrà, ha un effetto pellicola,
l'ho girato con un effetto appunto pellicola, stile vecchio film, con una colonna sonora che poi, grazie al mio compositore, che è anche il montatore, ha curato anche il suono, che è Emanuele Pinto, e ha rispecchiato proprio quel tipo di musiche che io volevo per questo film, proprio ha toccato quello che io avevo chiesto. Lo E quindi stiamo è un film, vedendo in secondo questo me, momento nelle immagini, questo personaggio molto particolare con una maschera, ma con in mano sì, anche un pupazzo che rappresenta un po' anche un certo tipo di pazzia che molti di noi purtroppo assumono, anche magari utilizzando troppo i social, eccetera. Capisci che vai fuori di testa. Questo sembra portarci ulteriormente ancora di più, diventa uno stalker. Che cosa diventa questo essere? assolutamente, hai detto bene, uno stalker a tutti gli effetti, poi appunto con questi pupazzi, con questi giocattoli in questa stanza bambinesca, perché il personaggio comunque è anche molto infantile oltre che squilibrato, quindi ha un atteggiamento, hai detto bene, da stalker, ma diciamo che questo capitano per lui diventa quasi quasi un simbolo, c'è lo scopo per il quale lui esiste. Ed è si mettono a confronto queste due figure un po' completamente ovviamente diverse, c'è un capitano e poi si vedrà la morale del film, perché il film ha una grande morale, ovviamente non ve la vengo a dire io, bisogna vedere il film, e queste due figure a confronto, le quali poi chi ha visto il film lo sa, si incontreranno e lì esce fuori questa grande morale che ha il film. E qui, signori, è il bello di essere sempre di fretta, e che non è bello, però capita a molti di noi non avere tempo, e come abbiamo visto su varie postazioni internet come Netflix, è possibile guardare episodi di un certo film. Beh, l'idea di guardare un corto, secondo me, è un'ottima idea, e andare a cercare il regista Federico Calabrese ti porta certamente in un mondo che sembra lontano, ma alla fine, attenzione, questo è il nostro mondo, questi pazzi li ritroviamo su internet, sono gli stalker che a volte perseguitano gente che arriva addirittura al suicidio, o gente che si fida, e qui siamo purtroppo anche sulla triste cronaca, quel ragazzo che stava cambiando sesso che si è ucciso a Sesto San Giovanni perché davvero perseguitato da stalker su internet. Chi si affida alla rete sbagliando, ma perché non trova altri interlocutori anche, e ti parlo di psicologi, che bisognerebbe in questo caso interpellare. Quindi Federico Calabrese non ci porti molto lontano, siamo in un presente purtroppo assolutamente presente, ma ci porti lontano perché con la tua fantasia riesci ad assorbire le problematiche attuali, inventando un qualcosa non a basso ma a bassissimo costo, perché qui tu dovevi rappresentare un capitano che è affondato con la sua nave, eccetera, e puoi immaginare dal punto di vista tecnico-tecnologico che cosa non si poteva utilizzare avendo molti soldi, avendo un grosso budget. Questi film sono con un budget molto limitato, e quindi anche tu hai fatto fatica non poca. Assolutamente, in effetti guarda, il film in ogni caso rispecchia una tragedia che non è quella che poi ho inventato, ovviamente il mio film è di pura fantasia, ma la dinamica dell'incidente della nave è quello che è successo nel 27 con la principessa Mafalda, primo transatlantico italiano, no? Che ha fondato. Ho ripreso la dinamica dell'incidente, ma ovviamente adattando una storia completamente diversa, una storia appunto che è quella di questo capitano che non affonda. Capitano tra l'altro interpretato da Massimo Leone, che è un attore qui della mia città, che fa teatro amatoriale, è stata la prima collaborazione ed è stato molto bravo, e insomma in tutta la mia squadra ovviamente, da Gaetano Valenti con il quale ormai lavoro da anni, Claudia Sbunda, Annalisa Pennisi, Lucio Spina, e anche Carmelo Consoli, che è stato nel film precedente La Percezione, anche lui un attore teatrale della mia città. E ovviamente sì, hai detto bene, sarebbe stato impossibile rappresentare con i mezzi che io, soprattutto con i quali lavoro, un incidente del genere, ci voleva un grosso budget, quindi il film
parte in realtà da subito dopo l'affondamento della nave, da quello che ne viene subito dopo, quindi tutto quello che concerne questa tragedia non appena già avvenuta. E ho dovuto fare questo sforzo di rappresentare quei mezzi che ho, tutta questa storia che, mi capisci, non è semplice appunto con un budget poco elevato, perché io sono un regista indipendente e tra virgolette amatoriale, quindi non sarebbe stato possibile fare vedere un affondamento della nave dal vivo, ovviamente, né ovviamente, essendo un film appunto recente, fare qualcosa, prendere qualche immagine di recente. No, il film parte proprio subito dopo l'affondamento della nave. In realtà si vede il mare, si vede subito questo capitano che raggiunge la sua abitazione e poi da lì parte tutta la storia e tutta la tragedia che è avvenuta. Senti, mi dicevi, stai partecipando a un concorso, di Sì, cosa al si festival. tratta? È il Vespertilio Awards, è il festival, il primo premio del cinema di genere. E vai. Credo che sia, non vorrei dire una cosa per un'altra, comunque forse il festival più importante del cinema di genere che vi è in Italia. E vai. Quindi sta partecipando anche lì, non ti escludo che parteciperà anche ad altri festival successivamente, e questo qui. Quindi ho dovuto adattarmi, ti dicevo, con i mezzi che ho, a rappresentare una storia molto cruda, anche con una musica, perché ha visto il film, è tribale, realizzata appunto dal mio compositore Emanuele Pinto, e quindi tra il bianco e nero, questa musica tribale e questa tragedia, si viene a creare un perfetto connubio per quello che poi andrà a vedere lo spettatore. E cari amici, e qui chiaramente stiamo vedendo qualche immagine sulle nostre piattaforme, ma ve lo dovete guardare. Vi lascia qualche cosa di amaro addosso tra il drammatico e il grottesco. L'ultimo corto di Federico Calabrese, un naufragio, tanta psicologia dei personaggi, uno stile documentaristico che accresce ulteriormente la voglia di trasmettere il potenziale cinematografico di Federico Calabrese. Chiaramente, Federico, prima di salutarti siamo curiosi di sapere cosa bolle in pentola, che cosa ti manca da fare, cosa vorresti produrre prossimamente. Ma guarda, hai detto bene sullo stile, soprattutto documentaristico, era quello poi il mio intento, di mostrare questa storia a livello appunto documentaristico. Per quanto riguarda quello che mi bolle in pentola, vi è già qualcosa, però ho detto che sarebbe dovuto essere un film di fantascienza, in realtà prenderà un'altra piega, c'è un'idea, ma non voglio appunto svelarla prima che poi prenda appunto un'altra strada completamente diversa da quella che oggi io ti dico, perché quando mi è stato chiesto dopo La Percezione cosa avrei fatto, ho detto un film drammatico e poi è uscito fuori un film grottesco. Quindi diciamo che dovrebbe essere di fantascienza, ma credo che prenderà probabilmente forse una piega horror. Chissà. Bene, bene, bene. Dubbio. Ci piace l'horror e soprattutto ci piace, ripeto, essere fuori posto, fuori moda, fuori tempo, non seguire le mode, anche quelle che arrivano dall'altra parte del mare, e cercare anche tra i nostri registi qualche cosa di buono, di interessante, e come se c'è soprattutto tra i registi indipendenti, quelli che non ricevono soldi dallo Stato. Federico Calabrese, un grande piacere averti trovato su queste frequenze, ma ti ritroviamo, restiamo in contatto, ok? Assolutamente, Sammy, assolutamente. Grazie, buon lavoro. Ciao. Ciao. Ciao, Federico Calabrese. Io l'ho visto, sto corto qua, anche perché veramente ne vale la pena, dura 12 minuti e ti lascia lì e dice quando finisce e poi magari, già che siete lì, vi sbirciate anche gli altri. 11:26, un attimino prima della pausa, un po' di WhatsApp, ragazzi. Grazie a tutti coloro che ci stanno scrivendo. Una mattinata di bella controinformazione. Si attende anche la decisione sulla strage di Erba. Riusciremo a rivedere il processo oppure no? Ci sono poche speranze, però ci speriamo. 3406709659, dicevo, vediamo un po' di che umore sono i nostri ascoltatori. Bene, Salvini ha fatto a ricordare alla Meloni che non aveva il mandato per votare a favore del riarmo, ma la Ducetta
Ducetta, la chiama così perché vuole decidere solo lei, Ducetta per quello, no? Ha votato a favore. Quando si voterà in Parlamento, spero, mi auguro che la Lega voti contro, altrimenti non siamo credibili perché non manteniamo le promesse fatte e non siamo coerenti. Coraggio è coraggio, chiaramente, lo diciamo anche noi alla Lega, che è l'unica che si oppone chiaramente alla guerra. Democrazia, quando il 51% di idioti prevale sul 49% di intelligenti. Poi quante meditazioni, ragazzi. Buongiorno, sento sempre dire che le testate giornalistiche sono schierate politicamente. Anche noi italiani finanziamo i partiti e non la libertà di stampa. Caro Mariano, minga troppo, nel senso non li finanziamo mica e noi dalla nostra parte, e non solo noi, saremmo anche d'accordo reintrodurre il finanziamento pubblico ai partiti, che è stato tolto un po' di anni fa e si è visto, perché dopo ricomincia il magna magna, ragazzi miei. Scherzi a parte, è un qualcosa su cui ci si sta ragionando senza esagerare chiaramente, però reintrodurlo permetterebbe di fare buona politica in modo migliore, più consapevole e senza interessi che arrivano da imprenditori che ti danno soldi per portare avanti certe lobby. Caro Sammy, buongiorno. I PDSini mi mancava, PDSini si rendono conto che regalando la cittadinanza agli extra questi fonderanno dei partiti islamici che ci governeranno? Il PD crede che dando la cittadinanza avranno i voti dei ciabattanti, poveri ignoranti illusi. Caro Beppe, il problema è che qui a Milano il tuo omonimo li sta favorendo niente male, ma non sono tanto ciabattanti. Questi è altro che ciabatte, hanno scarpe molto lussuose e comprano interi quartieri di Milano. Forse è per questo che si festeggia insieme. Ramadan, facciamo un Ramadan, facciamo l'aftar, appena scende un po' il sole, tutti a cena insieme davanti alla stazione centrale di Milano, dove si spacciava alla grande. Adesso per fortuna il sindaco, sempre tuo omonimo Beppe, ha deciso che c'ha ragione il governo e quindi hanno fatto un gigantesco cordone sanitario intorno alla stazione centrale per controllare questi raduncoli, spacciatori, violentatori, che naturalmente sono spostati un po' più in là, però almeno, visto che la stazione centrale è un luogo di passaggio gigantesco, uno può essere un po' più tranquillo. E ci metto un punto interrogativo, ragazzi. Ciao Sammy, visto che si propone un partito islamico a Monfalcone, e attenzione, perché vi rompiamo le palle così tanto su Monfalcone? Perché questo è solo l'inizio. I vostri amici, parlo di voi che votate sinistra, che ascoltate questa radio, non so se per simpatia verso Sammy Varin, che fa radio da 50 anni, o perché vi piace soffrire anche, siete voi che li avete allevati. Cioè, questo che si candida a Monfalcone è una costola del PD. Capite sta roba? Spero che in base al loro libretto il voto delle donne valga la metà. La donna nell'Islam vale la metà dell'uomo. Caro Walter, è tutto vero, signori, e ne parliamo da sempre, da quando esiste questa radio, solo noi. Con tutto il rispetto, naturalmente, per chi professa altre religioni, ma non è appiccicato proprio alla Sharia e al Corano tutto il giorno. Ci sono anche quelli che non sono appiccicati. Tu dici, fanno la tachia, ti imbrogliano, fanno finta di non essere attaccati e invece la professano ugualmente. Ecco, mi hai smontato il ragionamento. Mi fermo, ma solo qualche istante, signori. Tra poco torniamo in onda, torniamo in diretta con i vostri WhatsApp al 340-6709-659, ma parleremo anche degli anni 60-70. È in arrivo un bel evento musicale che chi ha più di 50 anni, secondo me, potrebbe andare a vedere. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno Sammy, buongiorno ai carissimi amici di Radio Libertà.
Oggi vi voglio ricordare il nostro integratore per le articolazioni ACE-UC2, quindi mi rivolgo a tutte quelle persone che sono colpite, soprattutto nella stagione fredda e umida, dai dolori articolari che colpiscono tutti dai 40-50 anni in su. E perché tutto questo accade? Perché abbiamo un assottigliamento della cartilagine articolare dovuta alla mancanza del nostro collagene di tipo 2. Collagene di tipo 2 che fino ai 40 anni si rigenera automaticamente. Dopo i 40 questo processo, grazie all'invecchiamento naturale, comincia a degenerare e da qui si sviluppa il processo artrosico e da qui abbiamo tutte le problematiche articolari ed è qui che interviene il nostro integratore ACE-UC2, un integratore innovativo perché UC2 è l'unica molecola che riesce ad arrivare intatta a passare la barriera dello stomaco e a non essere intaccata dall'acido cloridrico ed è lì che arriva direttamente dove deve andare ad agire, a differenza degli altri tipi di collagene che vengono intaccati dalla mucosa e quindi vanno in realtà ad agire davvero molto poco. Cosa costa ACOC2? ACOC2 sono confezioni da 30 compresse, ne assumete una al giorno, non di più, mi raccomando. La promozione è questa, una confezione 35 euro, ma la vera novità sono l'offerta delle 3 confezioni a 79 euro oggi in offerta per voi. Come fare per chiamarci? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408, prenotate le 3 confezioni di collagene ACUC2 a 79 euro e se dite ascolto Radio Libertà, per voi trasporto gratuito. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Dedicato a chi pensa che la musica di oggi sia una gran porcheria, beh, ascoltate i prossimi minuti. Abbiamo sentito Wes, I miei giorni felici, e sono in arrivo grandi giorni felici per chi ama la musica anni 60, 70, 80, che poi è anche la musica di oggi, perché questi artisti non hanno mai smesso di cantare, di suonare, di apparire sui palchi. Sono un po' più difficili da trovare, certo, perché si dà la precedenza al giovinastro che fa il balletto. Fammi salutare Gianfranco Mulas, ciao! Ciao Sammy, grazie di questo appuntamento stamattina, grazie mille. Ma che Gianfranco, è un piacerone, anche perché il nostro target è perennemente arrabbiato con quello che ci propone la televisione, e lo stesso Festival di Sanremo abbiamo fatto molta fatica a digerirlo. Gianfranco Mulas è autore di testi, ma anche tra gli ideatori del Festival Nazionale della Canzone Italiana anni 60, 70, 80, che è andato in scena mesi fa e che è già programmato per l'11 ottobre a Luino, in provincia di Varese, sulle sponde del Lago Maggiore. Allora, prima di tutto, veramente complimenti per questa fantastica idea che hai avuto, che ha sorpreso anche un po', secondo me, anche te stesso, nel senso che sì, pensavi di avere successo, ma ne hai avuto ancora di più, tanto che ce n'è un altro programmato e c'è un altro evento in arrivo il 3 di maggio al Cineteatro Pax di Lurate Caccivio. Ma ti lascio raccontare cosa ti è venuto in mente, Gianfranco. Allora, partiamo dal Festival di Luino della prima edizione che si è svolto il 28 di settembre. Io e il mio amico Francesco Cultrera, che è di Luino peraltro, abbiamo detto ma sì, facciamo una cosa così degli anni 60-70 e lo facciamo al Teatro di Luino. Quindi siamo andati un po' tranquilli sotto questo aspetto, non abbiamo voluto suonare la gran cassa, anche perché non sapevamo a cosa realmente andavamo incontro. Devo dire che abbiamo avuto un grandissimo successo, sono arrivate persone, oserei dire, da tutta Italia, sono arrivate dal Veneto, dall'Emilia Romagna, dal Piemonte, insomma da gran parte dell'Italia per vedere dal vivo questi grandi artisti che probabilmente erano anni che non li vedevano, che magari non li sentivano, e quindi sono venuti numerosi e noi siamo stati felicissimi e abbiamo avuto questo grande successo che appunto ci ha invogliato a ripetere ovviamente il secondo anno, la seconda edizione del Festival nazionale della canzone degli anni 60, 70, 80. Si svolgerà sempre a Luino, sulle sponde del Lago Maggiore, come tu hai ben detto, e quest'anno ci saranno anche tante altre novità, insomma, oltre agli artisti che abbiamo già confermato, quelli dell'anno scorso, quindi di settembre dello scorso anno. Noi abbiamo inserito quest'anno, ti do alcune news solo per alcuni. Ci saranno i Dick Dick, ci sarà Dario Baldambembo, ci sarà Gianfranco Caliendo del Giardino dei Semplici con 2 brani bellissimi, Miele e Mi innamorai, insomma. E abbiamo pensato anche ad un presentatore che rispecchiasse quegli anni lì, ovviamente. E quindi la serata sarà presentata dal grande Ettore Andenna. Dal grande Ettore Andenna e da Elisabetta Viviani, quindi una coppia eccezionale a parer mio, voluta fortemente da me, devo essere sincero, e quindi noi diamo appuntamento a tutte le persone amanti della musica degli anni 60-70 all'11 di ottobre al Teatro di Luino per la seconda edizione del Festival
è la canzone nazionale degli anni 60, 70 e 80. Guarda che fantastica sta roba poi di dare in mano il presentatore è veramente più ideale in questi casi è proprio lui, Ettore Andenna, che poi è veramente un amante anche del genere, della musica, con Elisabetta Viviani. Signori. Sicuramente Ettore Andenna credo che sia la persona più adatta per presentare un festival del genere, quindi l'ho scelto volutamente, ho avuto modo, ci siamo sentiti, abbiamo parlato, e quindi Ettore è veramente contento di poter presentare questo festival, ma anche l'Elisabetta Viviani, insomma, non è da meno. Quindi l'abbiamo ospitata tante volte qui, è sempre una voglia incredibile di fare simpatia, di trasmettere simpatia. Allora, cari ascoltatori di Radio Libertà, cominciate a metterlo in calendario, c'è tempo, ma neanche poi tanto. 11 ottobre, Luino, provincia di Varese, il Festival Nazionale della Canzone Italiana anni 60, 70, 80. Perché vi dico che c'è tempo, ma mica poi tanto? Perché se è come l'anno scorso, e non arrivano mica soltanto dalla zona di Varese, sono arrivati da gran parte d'Italia, è vero, Mulas? Ci hanno telefonato da Castelfranco Veneto, da Conegliano Veneto, Sì, perché sono eventi introvabili, capito? E non capita spesso di ritrovare tutti questi artisti anni 60, 70, 80 tutti sullo stesso palco alla stessa ora. Non è per niente facile, quindi gli amanti del genere devono prenotare quando si avvicina la data e magari pensare, visto che il posto non è per niente brutto, vi parliamo di Luino, Varese, sulle sponde del lago, pensare di fare anche un bel weekend e quindi portare la propria mogliettina. Certo, noi abbiamo deciso, quando abbiamo scelto la location, proprio Luino, perché è sul lago, c'erano anche altre location sul lago, ma Luino era in modo particolare perché, come tu ben sai, è patria di tanti artisti, da Iacchetti a Cipollino, a Massimo Boldi, a tanti artisti sono di Luino, e quindi noi abbiamo pensato Luino come terra di artisti, e abbiamo scelto appunto il teatro di Luino. Senti, ma ti faccio una domanda un po' diversa, qual è il più entusiasta tra gli artisti che hai invitato a questo festival? Quello che è difficile da tenere tranquillo perché dà la birra a tutti quanti. Guarda Sammy, ti dico la verità, erano tutti entusiasti, non ce n'era uno che era più di un altro, erano tutti entusiasti, anzi ti dirò di più, addirittura Dino mi ha detto, io sono persino emozionato di cantare stasera. Poi c'erano anche altre emittenti private che sono arrivate, eccetera. Hanno chiesto di intervistarlo, mi fa: Gianfranco, io sono emozionato, stammi vicino perché non so come. Quindi anche questi grandi artisti che sono abituati a calcare palcoscenici, insomma, famosi, hanno anche loro avvertito un senso di emozione quella sera, quindi oltre che al sottoscritto, perché io ormai ero emozionatissimo averli tutti con me sul palco, quindi per me è stata veramente una grandissima gioia, e quest'anno stiamo ripetendo con grande gioia anche questo, e con anche un po' di fibrillazione, perché abbiamo ampliato ancora gli artisti, quindi ce ne sono ancora tanti, quindi finiremo in mattinata. Vai tranquillo che tanto noi ti seguiremo gli aggiornamenti e ci sentiamo nei prossimi mesi, ci dai bene un aggiornamento su quanti e quali artisti parteciperanno l'11 ottobre a Luino. Ma senti, c'è un altro evento, quello del 3 maggio, è confermato il 3 maggio all'Urate Caccivio? Certo. Noi il 3 maggio
come Compagnia delle Note, perché non dimentichiamoci che anche il Festival di Luino è organizzato dalla Compagnia delle Note, che è un'associazione dove io sono presidente, e quindi durante l'anno poi facciamo altre serate con gli artisti, perché la Compagnia delle Note è composta da una quindicina di grandi artisti degli anni 60-70 e così a turno giriamo un po' i teatri. Per la verità fino adesso abbiamo privilegiato un po' il Varesotto, perché io sono di Varese, e invece adesso stiamo andando, 3 di maggio siamo in provincia di Como, siamo al Teatro Pax di Lurate Cacivio, il 3 di maggio, in provincia di Como, appunto. E lì abbiamo una bellissima serata. Devo dire che si sono già prenotati diverse persone, abbiamo già diversi prenotamenti, quindi partecipano, oltre alla presentatrice che Elisabetta Viviani, che è la nostra presentatrice ufficiale della Compagnia delle Note, ci sarà Francesco Calabrese in arte Franco I, uno dei Franco IV, insomma Franco I e Franco IV, poi c'è Ronnie Jones, Giampieretti, Santino Rocchetti, Donato Ciletti dei Profeti e Bobby Posner dei Rockers. Quindi abbiamo un bel cast e tutti cantano ovviamente canzoni molto ma molto conosciute, insomma, pensiamo a Santino Rocchetti, pensiamo ai Profeti, ai Rocks, insomma, quindi c'è una bellissima anteprima, tra poco avete segnato 3 maggio, ore 21, i migliori anni al Cineteatro Pax di Lurate Cacivio in provincia di Como, via Giovanni Pascoli. Se siete amanti del genere, da Giampieretti ai Profeti, a Santino Rocchetti, Rockes, che cavolo, direi che lo dovete dire a vostro papà, a vostra mamma, al vostro nonno, e semplicemente ci si va tutti insieme, nonni e nipotini. 3 maggio, Lurate Cacivio Como, con grandi artisti che, ripeto, tutti insieme è molto raro vederli. Gianfranco, io ti ringrazio, un piacere davvero. Grazie a te, Sammy, sempre un piacere, grazie mille. Buona musica, ciao. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. I miei giorni felici, Wes, poi che Wes con Dorighezzi che aveva cantato Un corpo e un'anima, e non ci lasceremo mai. Porco cane, che tempi ragazzi miei. Vabbè, un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto sul futuro. Gli appuntamenti targati Lega sul territorio, prima di tutto la locandina che sta girando ovunque. Fammela vedere, Francesco, cosa sarebbe successo? La faccia di Giovanni Sallusti, il direttore di Radio Libertà, e la battutina. Esperimento. Immaginiamo un qualsiasi politico di centrodestra tipo Matteo Salvini intervistato da una giornalista di una trasmissione buona e giusta tipo Piazza Pulita. Lei fa una domanda sgradita, lui la irride e le tira anche una ciocca di capelli. Immaginate se quello che è successo con Romano Prodi e la giornalista di Mediaset fosse successo a un uomo politico di centrodestra. Locandina cliccatissima e che sta girando ovunque sulle piattaforme targate Lega. Ma sicuramente tra gli appuntamenti da non scordare, se mi seguite e se seguite soprattutto il ministro per le disabilità, una delle poche che si sta dando da fare pur con budget risicatissimi, Alessandra Locatelli oggi è in Puglia. Questa mattina è stata a Lecce, ha visitato il liceo scientifico statale. Questo pomeriggio alle 13 sarà ad Ostuni, partecipando all'evento Le orecchiette che vorrei, mani in pasta per l'inclusione. Le orecchiette.
Vabbè, no, non è tutto un magna magna. Oggi è martedì, non c'è il magna magna, eppure, vabbè, a Ostuni alle 13, proprio l'ora di pranzo, le orecchiette che vorrei, mani in pasta per l'inclusione. Naturalmente è una buona scusa, bellissima e simpaticissima per parlare di inclusione. Non esiste solo Pizza Out, ci sono molte altre iniziative bellissime e che magari se la tirano un po' di meno. A Bari alle 16:15 Alessandra Locatelli partecipa all'incontro con alcune famiglie del territorio al Consiglio regionale di Bari, via Giovanni Gentile 52, oggi martedì 25 marzo. Tra gli appuntamenti da non scordare, che cavolo, vuoi mettere? C'è il congresso federale della Lega. È arrivato ieri il dispaccio, anche a voi è arrivato? Vi informiamo che per consentire a soci ordinari, militanti e sostenitori di seguire i lavori del congresso federale che si terrà a Firenze, Fortezza da Basso 5-6 aprile, sono previsti tra il pubblico posti a voi destinati. Io me la tiro quando ricevo questa lettera. Wow. È vero, No, scherzi a parte, bisogna però prenotarsi. Certamente i posti sono limitati, l'accesso avverrà a seguito di accredito. Quindi, se volete partecipare 5-6 aprile, congresso federale della Lega Firenze Fortezza da Basso, bisogna inviare tramite un messaggio, praticamente tramite i numeri 333 4640 134 o 338 1670 492 con nome, cognome, numero di tessera in corso, anche semplicemente chiaramente di simpatizzanti, non dovete essere militanti per forza, e giorno o giorni di presenza, chiaramente perché non si riesce altrimenti a starci tutti quanti. Per accedere al congresso è necessario avere con sé la tessera dell'anno in corso 2025, sia che si tratti di socio ordinario militante o di semplice socio sostenitore. Non sono previsti pullman o treni in comitiva, qui ti parlo della segreteria provinciale di Milano, in questo caso voi dovete, se siete da altre parti d'Italia, contattare la vostra segreteria per avere maggiori informazioni. Gli spostamenti, quindi, nel caso di Milano, sono a carico dei singoli partecipanti. Non pensate che facciamo come in Piazza del Popolo pro Europa, non vi paghiamo l'albergo. Si scherza, naturalmente. Un saluto a Claudio Bisio. Ci si vede e ci si sente 5-6 aprile, Firenze, Fortezza da Basso, congresso federale della Lega, chiaramente anche su queste frequenze ne parleremo e come. Appuntamenti da non scordare targati Lega sul sito legaonline.it, trovate tutto quanto, soprattutto per quanto concerne gli eventi televisivi, ma certamente ce ne sono alcuni che non trovano spazio su quel sito perché sono troppi e allora li spedite a me. Al 340 6709 659, numero WhatsApp di Radio Libertà, io leggo gli appuntamenti da non scordare, ad esempio quello organizzato dalla sezione della Lega di Albino in provincia di Bergamo, la cena di primavera venerdì 4 aprile alle 19:30. Appuntamento presso il ristorante Al Ponte in Albino, Viale Stazione 6. Si cena con quanto? 30, 35 euro, 30 euro e ragazzi, tagliere di salumi con gnocco fritto, risotto trevisana e scamorza, paccheri al ragù di selvaggino, stufatino alla birra rossa e cipolla con polenta di storo, acqua, vino bianco e rosso della casa, caffè e limoncello, il dolce offerto dalla sezione Lega di Albino, 30 euro, chiaramente con un aiuto alla vostra sezione di riferimento. Da prenotare certamente venerdì 4 aprile Albino, Ledalbi, provincia di Bergamo. E vediamo cos'altro ci propongono i nostri amici leghisti. Oh, che cavolo, ce ne sono veramente di tutti i tipi. Sicuramente quello di Padova è uno dei più importanti. Ci avviciniamo al congresso e sabato 29 marzo a Padova, presso la Fiera di Padova, via Goldoni 8, cancello C, ore 10, arrivano Matteo Salvini, Luca Zaia,
Roberto Calderoli. Avete sentito proprio oggi sui giornali si parla di riuscire a spostare al 2026 le elezioni regionali. Pissi pissi bau bau è una cosa che vi ha detto solo Sammy Varin. Magari se ne parla più approfonditamente a Padova questo sabato 29 marzo, ore 10, Matteo Salvini, Luca Zaia, Roberto Calderoli per parlare della sfida dell'autonomia. Prima ancora, giovedì 27 marzo alle 19, la pericena e a seguire un talk sull'intelligenza artificiale a Brunello in provincia di Varese, la Lombardia che verrà. Interessante parlare di intelligenza artificiale tra i relatori Gabriele Fava, presidente INPS, Monsignore Luigi Mistò, presidente del Fondo di Assistenza Sanitaria della Santa Sede, e chiaramente i consiglieri regionali della Lega. Qua mi fermo, sì, vi ho già detto, sito legaonline.it, anche per fare la tessera della Lega, se siete interessati a partecipare al grande appuntamento di aprile con la Lega alla Fortezza da Basso di Firenze, bisogna avere almeno la tessera di simpatizzante. Torneremo sull'argomento, mamma mia, vogliamo finire parlando di Monfalcone, mamma signor, se vincono gli islamici, ragazzi, cioè c'è da avere paura non solo a Monfalcone ma da tutte le parti. Vi lascio con qualche minuto di questo terribile servizio andato in onda l'altra sera a Fuori dal Coro. Vi lascio con l'amaro in bocca, perché se vincono gli islamici a Monfalcone, poi vedete nel resto d'Italia. Sammy Varin ritorna domani mattina, certamente puntuale, grazie a Francesco in regia, alle 7:30. A domani. Siamo a Monfalcone, la città con la più alta concentrazione di stranieri in Italia. 30 su 100 sono immigrati, soprattutto dal Bangladesh. Una comunità molto forte, dove a comandare sono i capi della moschea. Grande capo, moschea, 5-6 persone come gruppo. Questo moschea business. Tutto finisce alla moschea? Sì. Tutto gira intorno alla moschea? Moschea capo controllare, Monfalcone. Capito? Ebbene, siamo tornati qui a Monfalcone perché per la prima volta in Italia una lista interamente islamica si è candidata alle elezioni.